sapere. Ti confermo io che non sono live. Aspetta, tolgo via. Ok. Ok. Buongiorno a tutti. Siamo in partenza, direi, piuttosto puntuali, 10-17 in punto spaccate, quindi saluto tutti, ringrazio innanzitutto Abbav per l'occasione che ci sta dando, quella di appunto di spiegarvi un po' meglio questo bando di cui avrete sicuramente già sentito parlare, che è quello legato ai contributi per investimenti innovativi in ambito digitale del settore turistico ricettivo. Allora, lo scopo di questo intervento, dell'intervento di oggi, è quello di darvi qualche informazione in più e un po' più di dettaglio sul funzionamento del bando. Sicuramente avrete, ripeto, avrete avuto modo già di avere delle informazioni di base di questo bando, magari anche delle informazioni un po' più approfondite perché vi siete letti il bando. Andiamo comunque a fare un riepilogo di quelle che sono le caratteristiche e anche un po' le opportunità che ne derivano. Allora, inizio subito, appunto dopo questa breve introduzione, a parlarvi del bando. Innanzitutto, chi può partecipare? I soggetti ammissibili sono PMI, ma soprattutto sono PMI che hanno la sede operativa della struttura ricettiva in uno dei comuni della regione Veneto che aderiscono ad una OGD, che sono comunque moltissimi. Quindi sede operativa, stiamo parlando sede operativa della struttura ricettiva, non della sede legale. Devono essere PMIC, quindi piccole e medie imprese, iscritte al registro imprese, quindi in Camera di Commercio, e attive alla data del 31/12/2019. Devono chiaramente gestire o essere proprietari di una struttura ricettiva, attiva al 31/12/2019. Cosa si intende per strutture ricettive? Allora, sostanzialmente ne abbiamo 4, ne vengono indicate 4 tipologie. Abbiamo le strutture ricettive alberghiere, sono quelle all'articolo 25 della legge regionale 11/2013, quindi alberghi, hotel, villaggi albergo, residence e alberghi diffusi. Abbiamo poi le strutture ricettive all'aperto, di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale 11/2013, quindi villaggi turistici e campeggi. Abbiamo le strutture ricettive complementari, quindi articolo 27 della legge 11/2013, quindi alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed and breakfast, rifugi alpini. E infine le strutture ricettive in ambienti naturali, articolo 27 ter, sempre legge 11/2013. Attenzione, sono escluse le locazioni turistiche, quelle di cui alla legge all'articolo 27 bis della legge regionale 11/2013. Le strutture devono essere classificate al momento della presentazione della domanda. Oltretutto, oltre ad essere classificate, devono possedere altri requisiti, cioè non devono essere imprese in difficoltà, devono presentare una situazione contributiva regolare, e qui si fa riferimento al DURC, e non devono aver riportato una o più condanne per delitti non colposi, insomma, non devono aver sostanzialmente aver riportato delle condanne definitive. I requisiti di cui stiamo parlando adesso, ad esclusione del requisito della regolarità contributiva, devono essere presenti al momento della presentazione della domanda. Il caso diverso invece per la regolarità contributiva, che invece deve essere presente entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno. Quindi è un requisito che si verificherà solo in un secondo momento e solo qualora l'impresa risultasse beneficiaria dell'agevolazione. Abbiamo parlato di agevolazione, quindi andiamo a definire che cosa intendiamo per agevolazione. Si tratta di un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile. Contributo in conto capitale significa una liberalità. I soldi vengono assegnati al beneficiario, il quale non dovrà restituirli. Gli importi
vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro di investimenti, e la spesa minima rendicontabile è di 2.000 euro, e il contributo viene erogato a seguito della presentazione alla regione di fatture pagate. Quindi attenzione, poi ritorneremo su questo punto, ma gli investimenti vanno prima effettuati e poi vengono rendicontati in regione. Quanto alla tipologia di investimenti ammissibili, perché adesso abbiamo parlato un minimo di 2 e un massimo di 6, ma che cosa posso fare con questi 2 o 6.000 euro? Ma allora vi sono varie categorie di investimenti ammissibili. La prima categoria è rappresentata da interventi innovativi per attività di acquisto o consulenza relative a differenti voci, cioè possiamo fare quindi acquisto o consulenza di hardware e software per videoconferenze, sistemi e soluzioni per lo smart working e il telelavoro, internet delle cose, cloud computing, cyber security, risk management, intelligenza artificiale, machine learning, soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva. Insomma, c'è un'ampia gamma di attività di acquisto e o consulenza piuttosto ampia. Qui abbiamo un massimale per questa tipologia di spesa che è di 3.500 euro. Ovviamente io vi sto facendo una lista abbastanza anche veloce di quelle che sono le possibilità di investimento con queste cifre. Va studiato caso per caso. Poi in un secondo momento, quando parleremo della modalità con cui viene presentata la domanda, vi spiegherò un po' meglio anche logisticamente come procederemo e praticamente come si può procedere per essere più tranquilli anche sulla scelta dell'investimento che si può fare, che non serve fare immediatamente oggi. Oggi si prenota un importo, qualora si venisse finanziati avremo la possibilità di studiare caso per caso qual è l'investimento migliore da fare per ognuno di voi. Oggi però vi do un'idea di quali sono le opportunità che vi vengono date, quindi una prima grande famiglia di investimenti è questa appena detta. La seconda invece, fino a 1.000 euro, riguarda invece interventi volti a favorire la connettività a banda larga. Vabbè, questo è già più facile da capire, sono connessioni. Abbiamo altri ulteriori 3.500 euro per l'aggiornamento del sito web della struttura alle principali lingue degli ospiti, oppure adeguamento agli standard di sicurezza, o ancora all'interoperabilità, all'accessibilità del sito. Ecco, anche qui chiaramente ci sono varie possibilità di intervento sul sito. Io non sono un tecnico da questo punto di vista ed è il motivo per cui con noi oggi c'è Paolo Zennaro, al quale passo subito un attimo la parola perché vi dà un'idea di quali opportunità si possono cogliere con queste somme. Prego Paolo, ti lascio la parola. Grazie mille Antonio, buonasera a tutti. Allora, io sono Paolo Zennaro, sono sia amministratore di Welcome Easy, ma sono anche cofondatore di un gruppo di professionisti dedicati alla realizzazione di siti internet, consulenza informatica, ormai da quasi 20 anni. Allora, sappiamo benissimo ormai che è essenziale approcciarsi al mondo del turismo con un'ottica e uno spirito di innovazione e soprattutto di digitalizzazione. Ormai quasi tutti pensano che sia sufficiente attaccarsi alle OTA come mezzo di prenotazione o come mezzo di gestione delle prenotazioni, ma questo non è ormai più sufficiente e si ha quindi la necessità di realizzare un sito internet, un portale che dia la possibilità a un cliente, un visitatore, di approfondire quelli che sono i concetti di ospitalità che noi diamo a disposizione dei clienti e soprattutto magari vedere offerte, cosa c'è nei dintorni. Faccio sempre un esempio che capita spesso anche a me: vado a cercare una location, un B&B o una casa vacanza all'interno di Airbnb o Booking o quale altra OTA abbiamo scelto per pubblicare, però poi faccio sempre un confronto cercando la stessa struttura all'interno di un motore di ricerca per vedere se questa struttura si è dotata di un sito internet
e che mi dia la possibilità di approfondire appunto gli aspetti della location stessa, i servizi o dei prezzi diversi. Un sito internet di nuova concezione che deve però essere realizzato tenendo conto sempre di due aspetti fondamentali, che sono quelli, le necessità del proprietario, ma anche quelle del visitatore, che dobbiamo tenere quindi conto di tutta una serie di punti principali che aiutano la navigazione e l'interazione stessa. Per esempio possiamo parlare di fotografie, immagini, dobbiamo avere quindi delle foto accattivanti, i pulsanti di navigazione devono essere ben chiari e definiti all'interno di tutto il sito, la navigabilità stessa del sito deve essere concepita per dare la possibilità di prenotare o di vedere chiaramente quelli che sono i servizi offerti al pubblico, quindi avere anche la possibilità di prenotare direttamente dal sito con un booking engine sempre presente all'interno di tutte le pagine della navigazione, così da agevolare appunto quello che è l'obiettivo principale, cioè acquisire il cliente. I testi del sito quindi devono essere sempre comprensibili, scritti nella maniera corretta, non devono essere troppo lunghi, devono essere esaustivi nelle loro forme e con un approccio principalmente SEO, quindi idoneo ai motori di ricerca, facendo un minimo di strutturazione di quelle che sono le nostre peculiarità, il nostro target principale, quindi anche una strutturazione dei testi deve essere pensata e ragionata, non possono essere dei testi descrittivi buttati lì a caso, come avviene in tante occasioni. La sicurezza e la trasmissione dei dati è un altro punto fondamentale, soprattutto se ci sono dei concetti di pagamento all'interno del sito o anche semplice prenotazione, quindi io devo essere sicuro che il portale e il sito internet da cui sto facendo la prenotazione o sto dando i miei dati e la carta di credito abbia tutte le sicurezze del caso, quindi certificazioni dei gateway di pagamento, che sono appunto gli agganci a un'eventuale banca o ai pagamenti POS tramite carta di credito. La trasmissione dei dati deve avvenire sempre tramite protocollo HTTPS, che è quello adottato appunto per la trasmissione sicura dei dati. Poi scorrendo sempre all'interno della strutturazione del sito, io devo dare anche l'impressione che questo sito non sia una semplice vetrina, ma sia curato, quindi avere un'area news e attività correlate che possono essere applicate alle attività della struttura stessa, un'area dedicata alle offerte periodiche, offerte stagionali, offerte di camere, offerte di altro genere, che devono essere ben evidenti sia nella fase di prenotazione che nella fase di visita del sito. La gestione della newsletter, che viene spesso non del tutto valutata come un plus, ma come una noia da seguire da moltissimi utenti, in realtà è un mezzo, un catalizzatore molto importante per fidelizzare il cliente. Possiamo trasmettere attraverso la newsletter sempre delle novità, tenerci in contatto con il cliente, far sentire la nostra presenza. Anche questo è un mezzo di marketing che dobbiamo usare all'interno di un sito. Per farlo dobbiamo avere la possibilità di strutturare il nostro sito così che questo sia automatico nella ricezione dei dati della newsletter. Eventualmente c'è la possibilità anche di inserire un chatbot, che è appunto un primo approccio a domande dirette del cliente. Non so se avete ben presente di cosa si tratta, ma il chatbot è quella piccola nuvoletta che compare in basso a destra nei siti, dove hai domande, di solito ci sono delle domande prestabilite, delle risposte prestabilite, ma anche lì viene richiesto di lasciare ad esempio la mail, il nome e il cognome per un possibile ricontatto successivo. A volte le prenotazioni avvengono in orari differenti, in fusi orari differenti, e quindi dobbiamo essere sempre pronti a convertire la visita in un possibile acquisto della camera. La gestione dei contenuti, non dobbiamo essere vincolati a del personale tecnico, quindi se noi abbiamo la necessità di modificare questi contenuti dobbiamo avere un pannello dedicato di amministrazione. Noi strutturiamo dei siti internet che hanno la possibilità di essere modificati direttamente da
dal nostro cliente, quindi per cui la gestione del sito, la gestione delle immagini, la gestione dei testi è liberamente modificabile da chi ha in gestione il sito internet. E poi c'è una parte di aggiornamento tecnico che viene fatta di solito in abbonamento e che garantisce una sicurezza del software che viene utilizzato per la realizzazione del sito costante nel tempo. Ma anche se si possiede già un sito internet, è comunque possibile approfittare del bando regionale e cogliere quindi la possibilità di rinnovarlo oppure arricchirlo di ulteriori lingue, come si diceva prima, così da arricchire anche la platea turistica di interesse. Più lingue noi mettiamo, meglio siamo indicizzati e più saranno anche le persone che vengono coinvolte nella possibilità di essere ospiti della nostra struttura. Sono punti infatti molto fondamentali anche da prendere in considerazione la velocità di navigazione di un sito, che può essere molto lento, e quindi sfavorire l'indicizzazione all'interno dei motori di ricerca, e il posizionamento stesso all'interno dei motori di ricerca. Quindi se ho un sito internet devo controllare che questo non abbia delle carenze dal punto di vista SEO, quindi che non sia scritto nella maniera corretta, i testi non siano scritti nella maniera corretta, e quindi magari rivisitare, rivedere questo aspetto, ovviamente eventuali errori di codifica che quindi danno la possibilità di avere delle pagine mancanti che penalizzano anch'esse il sito internet nella ricerca organica di Google. E poi l'integrazione ovviamente di funzionalità mancanti tra quelle che ho elencato precedentemente. E quindi, approfittando del bando regionale, grazie all'appoggio di Abbav, che seguirà ovviamente dalla fase di richiesta alla fase di rendicontazione e approvazione dei fondi, ci sarà la garanzia di poter essere seguiti da un team di professionisti del settore con un'esperienza ormai pluriennale nella realizzazione e nella gestione dei software dedicati all'accoglienza, quindi un beneficio da accogliere per poter usufruire appunto di una gestione sartoriale, una consulenza basata e cucita su misura appunto sulle necessità degli operatori del settore che vorranno appunto dimostrare interesse. Ok, grazie Paolo della spiegazione un po' più precisa. Allora rispondo velocemente ad una domanda di Moira, che chiede se si può avere contribuito anche per realizzare il sito da zero. Allora, il bando non prevede esplicitamente la realizzazione del sito da zero. Secondo me però, se all'interno della cifra che io spenderei per aggiornare il sito riesco a farlo da zero, non vedo per quale motivo non sia possibile la cosa, quindi a me verrebbe da dire sì. Quindi spero, comunque questa è una cosa che approfondirò sicuramente. Ripeto, non credo ci siano grossi problemi proprio per questo motivo, perché alla fine se non vado oltre le cifre che hanno stanziato, e di fatto, o se magari l'aggiornamento del mio sito magari anche dovuto all'accessibilità del sito web per barriere architettoniche e informatiche, in questo caso il sito, come ho avuto modo di capire con Paolo, di fatto il sito viene rifatto da zero, quindi non c'è una vera differenza tra il rifarlo ex novo e adeguarlo in alcune occasioni, per cui ancora una volta io risponderei assolutamente sì. D'accordo. Giustamente vedo anche l'altro commento legato al fatto che poi si debba rifare il sito fra 2 o 3 anni. Certo, ahimè, nulla è immutabile. Questo purtroppo vale, penso, anche per le ristrutturazioni degli immobili. Non è che una volta che l'hai ristrutturato, certo non lo fai ogni 2 o 3 anni, ma le cifre comunque sono diverse, quindi tutto nel tempo è soggetto a obsolescenza e quindi va riaggiornato. Certo che se parti da un buon punto di partenza, di sicuro l'aggiornamento magari non è così costoso e quindi potrebbe comunque essere interessante farlo. E a volte è meglio esserci con un sito un po' vecchio piuttosto che non esserci, almeno
Questo è un punto di vista, non so se Paolo può confermarmi. Sono perfettamente d'accordo con te, anzi aggiungerei, se mi permetti, che la realizzazione di un sito dinamico con un costante aggiornamento tecnico garantisce una longevità maggiore al sito, quindi non deve essere rifatto dopo 2 o 3 anni, ma può essere modernizzato o comunque può essere integrato con delle strutture o dei software che sono adatti per quel periodo storico che magari ha portato delle novità o degli avanzamenti tecnologici. Allora, sì, concordo, giusto per chiudere questa parentesi che abbiamo fatto con Lorenzo, sì, è vero, bisogna considerare quanto il sito incide nelle vendite, perfettamente d'accordo, questa è la prima valutazione che si fa con qualsiasi investimento, per cui sì, assolutamente sì. Beh, in questo caso lo ammortizzi subito perché non lo paghi, quindi ecco, il vantaggio in sostanza è quello, quindi è tutto vero, un sito che costa 0 è ammortizzato subito, quindi anche i primi 50 euro di vendite fatte sono presi. Poi un domani dovrai aggiornarlo, ahimè, senza ombra di dubbio è vero anche questo. Per quel che riguarda invece un'altra domanda legata agli interventi di domotica, allora, no, direi quasi no, nel senso che non sono previsti gli interventi di domotica che vanno più a lavorare sugli impianti, però è anche vero che l'internet delle cose e la domotica vanno a braccetto, quindi in realtà motivandolo nella corretta maniera, secondo me si possono fare anche interventi di domotica. Qui ovviamente, come ho accennato un attimo prima, qui sarà, adesso ritorno un attimo, anticipo qualcosa che poi ridirò. Qui la questione secondo me è proprio questa, visto che il bando sì, è preciso, ma lascia un po' spazio ad interpretazioni, io nel dubbio farei la domanda, che chiaramente non costa assolutamente nulla, se poi le cose vanno per il verso giusto e ci troviamo in posizione finanziabile, a quel punto si va a studiare un intervento ad hoc per la singola struttura e vediamo di far rientrare questo intervento di domotica, che in questa fase non so di cosa stiamo parlando, nel senso di quale tipo di domotica, magari farlo rientrare in una descrizione di una consulenza o di un acquisto per servizi legati all'internet delle cose. Quindi il mettere in collegamento l'utilizzo delle strutture con internet e IoT, e quindi la domotica in questo senso potrebbe anche rientrarci. Quindi se è vero che non è scritto chiaramente, da un certo punto di vista io direi che volendo e spiegandolo adeguatamente potrebbe rientrarci. Allora, ok, altra domanda giusta, che è anticipata: si può utilizzare per acquistare un nuovo computer o un tablet? La risposta è sì, se adeguatamente motivato, nel senso che anche in questo caso non è scritto che possiamo comprare un computer o un tablet, è scritto però che possiamo acquistare hardware e software, ad esempio per videoconferenze, oppure sistemi e soluzioni per lo smart working e il telelavoro. Se noi utilizziamo queste attrezzature per queste finalità, a questo punto non vedo perché non debbano essere acquistate. Giusto, Paolo, vedo che annuisci, perché tu che sei È corretto. indubbiamente la parte hardware per una videoconferenza è legata anche al passare da un PC che abbia una webcam e quant'altro, quindi Esatto, che anche un tablet se necessario può essere utilizzato per le videoconferenze. Esatto. Basta che sia munito di appunto videocamera e microfono di ricezione che sono necessari per la videoconferenza e lo smart working. Benissimo. Requisiti di accessibilità al bando. Ok, scusate, guardo le domande man mano che arrivano. Necessaria iscrizione in Camera di Commercio per l'azienda in regime forfettario che non necessita di questa iscrizione. Purtroppo il bando in questo è chiaro, le aziende che non sono iscritte in Camera di Commercio, al di là del regime contabile adottato, il bando non è applicabile, per cui un'azienda forfettaria che non è iscritta in Camera di Commercio non può partecipare al bando. Allora,
Riparto, visto che al momento non vedo domande, riparto un attimino da dove mi ero fermato e vado di nuovo a finire l'elencazione degli investimenti possibili, perché fino ad ora ne abbiamo considerati 3, che erano i famosi attività e acquisto di acquisto o consulenza relativi a interventi per videoconsulenza, internet delle cose, sistemi di pagamento e così via, la parte legata alla connettività a banda larga, il sito internet. Poi passiamo invece ad un investimento che è obbligatorio, cioè per la presentazione, per la partecipazione al bando, all'interno dell'importo richiesto deve essere obbligatoriamente presente un importo che va da 600 euro a 1000 legato per le strutture ricettive ad un software di performance su occupazione posti letto camere. Per invece le strutture ricettive complementari, l'investimento deve andare in un software di trasmissione contestuale dei dati relativi alla statistica turistica, ai dati DPS relativi agli ospiti della struttura ricettiva. Anche in questo caso passo un attimo la parola di nuovo a Paolo, che ci spiega un po' meglio il funzionamento di quello che è il software che noi stiamo considerando, di una soluzione software che stiamo considerando in questo ambito. Prego Paolo. Sì, ecco, appunto, noi suggeriamo appunto un software che si chiama Welcome Easy, appunto, di cui io sono amministratore, e che è un software molto verticale, cioè garantisce appunto sia ai gestori di bed and breakfast oppure affittacamere oppure appartamenti anche singoli la possibilità di velocizzare tutta la procedura di check-in della struttura, quindi con l'invio poi automatico dei dati dei nostri ospiti alla polizia, ma anche all'Istat e soprattutto il calcolo della tassa di soggiorno. Quindi Welcome Easy garantisce la gestione dei dati degli ospiti anche a prova di GDPR, quindi soprattutto a norma di legge. Quindi le schedine le invia direttamente, abbiamo detto, al portale alloggiati, e tutto viene fatto attraverso un software che è gestibile sia da cellulare che da desktop, in 5 semplici passaggi che sono appunto si apre l'app di Welcome Easy dallo smartphone o dal tablet, in questo caso qualsiasi sia il sistema operativo che ha, si scansiona con la fotocamera del dispositivo appunto il documento e quindi si acquisisce molto velocemente quelli che sono i dati degli ospiti, l'applicazione raccoglie i dati, li compila tutti i campi necessari alla compilazione della schedina per il portale alloggiati, noi non facciamo altro che verificare questi dati scansionati e si invia automaticamente dal cellulare sia all'Istat che al portale alloggiati. Attraverso Welcome Easy si possono agganciare tutti i portali alloggiati che si vogliono, quindi è adatto appunto, come dicevo prima, a strutture grandi ma anche a strutture molto piccole, a una singola struttura. E i costi variano ma sono sempre comunque ammortizzati dal bando regionale, quindi non abbiamo questo problema. È uno strumento innovativo, molto semplice e molto verticale che si aggancia anche a diversi PMS, si aggancia quindi ai gestionali in caso si avessero già dei gestionali e velocizza il flusso di lavoro. Questo in soldoni, ma ci sono anche delle sfaccettature da approfondire che vedremo poi sempre di persona all'approvazione del bando di modulare sopra il nostro cliente, appunto. Benissimo, grazie Paolo per l'ulteriore delucidazione, perché io posso solo limitarmi a enunciare che cosa sono, ma non mi avventuro oltre. Riprendo un attimo altre 2 domande. Allora, la prima è legata alle incompatibilità con altri fondi o bandi ricevuti. Qui chiaramente ci sono 2 riflessioni da fare. Allora, la prima è, essendo un contributo al 100%, non è cumulabile con altri contributi sugli stessi beni. Tradotto, se ho rifatto il sito con questo bando, non posso portare lo stesso sito anche a finanziamento su un altro bando, perché oltre il 100% non mi possono dare. La seconda questione è invece legata al regime con cui questi fondi vengono erogati,
che è il regime de minimis. Cosa significa? Che anche qualora questi beni non siano stati inseriti in altri finanziamenti che ho richiesto, ma io ho ricevuto nell'arco del triennio più di 200.000 euro di contributi, beh, allora comunque non sono ammesso a finanziamento. Quindi la risposta alla incompatibilità è sostanzialmente sì, è incompatibile per un motivo molto semplice, perché essendo un contributo al 100%, anche qualsiasi altro bando sarebbe di fatto non cumulabile, perché non posso ricevere più del 100% del valore del bene che ho acquistato. Ok? Sì, Vittorio scrive, purtroppo ho aperto tardi, e chiede se può partecipare lo stesso. Se per aperto tardi intendi che al 31/12/2019 la tua struttura non esisteva in Camera di Commercio, purtroppo non puoi partecipare al bando, perché non rispetti quelli che sono i requisiti di ammissibilità. D'accordo? Qui invece c'è una domanda che è secondo me più per Paolo, non so se la vedi. Sto cercando di leggere. Quando completerete l'app con la possibilità di inviare un link al cliente per la registrazione dei suoi dati, e sarà presente il prossimo mese. Ecco. Il prossimo mese sarà completata quella funzione che è già in fase di sperimentazione, quindi abbiamo finito la fase di beta testing. Noi ogni parte di beta testing la facciamo molto approfondita, quindi dura anche 1 o 2 mesi, dopodiché la lanciamo sul mercato per essere sicuri di dare un prodotto completo e funzionante al 100%. E quindi sì, ci sarà. Bene, allora, scusa Vittorio, avevo interpretato male la tua domanda per ho aperto purtroppo tardi, intendevo che avessi aperto la tua struttura dopo il 31/12/2019, quindi ritorno indietro, se sei una struttura ritenuta ammissibile ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 27 ter della legge 11/2013 e al 31/12, come vedo, è iscritto in Camera di Commercio, allora sei ammissibile. Per cui mi correggo, avevo inteso come ho aperto tardi, pensavo dicessi dopo il 31/12. È vero che avete 6.000 euro a fondo perduto, ho capito male? No, non hai capito male, è esattamente così, 6.000 euro sono a fondo perduto, sono un contributo in conto capitale, significa a fondo perduto, cioè vengono dati e non sono soggetti a restituzione, vi vengono regalati sostanzialmente. Ok, procedo perché c'è l'ultima voce tra le varie possibili, che sono fino a 500 euro invece per assistenza tecnica per l'utilizzo dei software tipo Welcome Easy oppure per l'utilizzo del Destination Management System regionale, e in questo caso vi tornerà sicuramente d'aiuto parlare con Abbav. Allora, giusto per fare un piccolo riepilogo, se andiamo a fare le somme degli importi massimi ammessi ad ogni sezione, abbiamo 3.500 per il punto A, 1.000 per il punto B, 3.500 per il punto C, 1.000 da una parte, andiamo ben oltre i 6.000 euro. Questo cosa significa? A, che chiaramente non sono tutti interventi obbligatori, io posso scegliere. B, qualora avessi bisogno di tutto, qualcosa dovrò andare a limare da una parte e dall'altra, perché gli investimenti sono riconosciuti fino al tetto massimo di 6.000 euro. Qui entro di nuovo dicendo una cosa: anche qualora qualcuno dovesse fare un investimento e dice ma io con 2.000 euro risolvo tutto, io invito a fare la domanda a 6, prendersi eventualmente il budget massimo e poi abbiamo la possibilità di rendicontarne solo 2.000, per cui comunque la domanda la farei al massimo. Se poi alla fine veramente non trovo niente di interessante da spendere, investimenti che possono darmi una mano nello sviluppo della mia attività, per spenderli fino a 6.000, allora eventualmente ne rendiconterò almeno 2.000. Dicevo, quindi queste sono le tipologie di investimento. Dobbiamo spendere
prima di incassare. È vero che ci vengono dati tutti, ma ci vengono dati dopo. Quindi significa che io devo anticiparli questi soldi sostanzialmente. E allora anche in quest'ambito Abbav ha cercato una soluzione per venire incontro a chi non avesse voglia o non può per qualsiasi motivo star fuori con 6.000 euro per un periodo di 2-3 mesi, che potrebbero essere quelli legati, che potrebbe essere più o meno il lasso di tempo tra quando faccio la richiesta e quando mi vengono erogati. Ecco, come dicevo, Abbav ha stipulato una convenzione con un istituto di finanziario che è disposta a concedere un finanziamento ponte fino a quando non arriveremo all'erogazione vera e propria. Ovvio che sì, attenzione, perché chi ha segnalazioni in Banca d'Italia, in centrale rischi, eccetera, eccetera, chiaramente potrebbe avere problemi con l'istituto di credito, ma queste sono considerazioni normalissime, però è giusto saperlo. Vedo un attimo Rossella che mi chiedeva quali sono i requisiti per i requisiti di accesso. Torno un attimo indietro molto brevemente, quindi sarò veloce e dopo magari eventualmente in un'altra occasione magari manderà una mail, vediamo se non è chiaro faremo in altro modo. Comunque i requisiti sono avere la sede della struttura, la sede operativa della struttura in uno dei comuni della regione Veneto che aderiscono a una OGD, essere delle PMI iscritte alla Camera di Commercio al 31/12/2019, gestire o essere proprietari di una struttura ricettiva, e le strutture ricettive sono varie, sono tutte sostanzialmente tranne le locazioni turistiche, articolo 27 bis. Questi sono i requisiti fondamentali. Non deve essere un'impresa in difficoltà, deve avere una regolarità contributiva non al momento della presentazione della domanda, ma quando andremo a richiedere i soldi, non aver riportato delle condanne definitive per reati vari. Vado veloce perché questa cosa l'abbiamo già fatta, ma spero sia sufficiente. Questa cifra può essere anche chiesta, anche ciò che paghiamo il nostro challenge, sistema di prenotazione. Allora, se il challenge manager è un compenso vero e proprio, forse il channel manager, cioè, il sistema di prenotazione, forse. Allora, anche in questo caso bisogna capirla un po' meglio, nel senso dovremmo vedere come è strutturata la fattura, di cosa stiamo parlando e capire se c'è la possibilità di entrare all'interno di una delle voci, delle varie voci del bando. Quindi non dico sì, non dico nemmeno no, perché dovrei capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando per dare una risposta più precisa. Ecco, anche in questo caso il consiglio è: fate domanda e poi eventualmente capiamo come gestirla. Se non fate domanda, quando è passato il santo è passato anche il miracolo, si dice. Quando invece siamo riusciti a prenotarci il bando, a quel punto vediamo di trovare una soluzione per far rientrare quello che ci serve. D'accordo? Channel manager adesso ho capito. Ok. Vabbè, resta quello che ho detto prima, è da vedere. Esatto. Lo valutiamo insieme perché potrebbe essere integrato all'interno del sito internet, può essere anche una forma di gestionare, dipende anche come tratta i dati, se questi vengono inviati o meno in maniera statistica, bisogna controllare questi aspetti approfonditamente a seconda appunto del channel manager in questione. Ok, scusate, ci eravamo un attimo persi a proposito della connessione a banda larga. Quindi l'iscrizione ad una OGD, che cos'è? Allora, OGD sta per Organizzazione di Gestione della Destinazione, sono degli enti, delle istituzioni regionali che vengono solitamente costituite da promosse
da comuni o comunque da istituzioni che appunto raggruppano tutta una serie di associazioni e di istituzioni legate alla gestione del territorio e alla gestione della destinazione turistica, quindi dovrebbero fare un'attività per sviluppare e aiutare le sinergie tra differenti operatori in un territorio turistico. Allora, ci sono in quasi tutti i comuni. È molto semplice capire, basta cercare su Google OGD relativa alla zona in cui uno ha la struttura turistica, probabilmente ne è all'interno. Se ha problemi può sempre mandare una mail ad ABAV e verifichiamo senza grossi problemi. Cosa abbiamo? No, allora Alessandra, rispondo, la risposta è no, senza partita IVA non si può inoltrare la domanda perché non c'è la partita IVA, quindi men che meno l'iscrizione in Camera di Commercio siamo nella fase, non siamo nemmeno impresa, quindi no, purtroppo la domanda non può essere fatta. Ok, mi ero perso una domanda, scusatemi, eccolo qua, Davide. Ok, hai sintetizzato in modo corretto. Prima faccio la richiesta, adesso comunque ci arriviamo sulla modalità di presentazione delle domande. Prima fai la richiesta, non è corredata da preventivi, la richiesta è molto semplice, poi viene creata una graduatoria, se va bene si passa alla fase di realizzazione. Ti do una risposta breve perché poi questa cosa la affronto subito dopo con le modalità per la presentazione della domanda. Ok, allora quindi a questo punto passo a quella che è la procedura di presentazione. Allora, la procedura si divide in 3 step, in 3 fasi e sono da presentare, va compilata e presentata esclusivamente per via telematica. Nella prima fase cosa c'è? C'è una compilazione di una manifestazione di interesse. Ogni soggetto che ha i requisiti, che ha quindi le caratteristiche che abbiamo detto, può andare su un sito apposito della regione, anche questo va bene, adesso non mi dilungo sul dove trovare il sito perché poi arriviamo anche a quello, si va su un sito indicato dalla regione, questo va fatto dal 20 ottobre fino al 3 novembre, in cui viene fatta una prenotazione, quindi si inseriscono alcuni dati, viene inviata questa prenotazione, la regione invia ad ogni prenotazione una mail tramite indirizzo PEC. Questa mail va guardata perché contiene un link di conferma della prenotazione. Quindi questa prima fase ha 2 passaggi. Il primo passaggio è l'inserimento della prenotazione con molto semplice, ma in cui si inseriscono i dati relativi alla struttura, codice fiscale del titolare o del legale rappresentante della struttura. A questo punto la regione che riceve questa prenotazione invia una mail, una PEC all'indirizzo che va a cercare dai dati della Camera di Commercio. Questa PEC va aperta perché contiene un link che va confermato entro il 5 di novembre. Se non si conferma, se non si clicca su questo link e non si conferma la prenotazione, è come non aver fatto nulla. Per cui quello che vi dico è in questi giorni verificate che il vostro indirizzo PEC sia funzionante. Succede a volte che uno non ha rinnovato perché non lo usa mai, oppure che la PEC è piena perché non la guardi mai e intanto si vanno a sommare i messaggi. Ecco, se fate la prenotazione e non arriva niente, ecco, cominciate a preoccuparvi perché vuol dire che c'è qualcosa che non va sulla PEC. Fatelo prima così avete risolto il problema. Questa era la prima fase. Di tutte le domande confermate, cioè di tutte le domande per le quali è stato confermato quel link sulla PEC, viene fatto un elenco delle imprese di quelle che sono le imprese ammesse, un elenco provvisorio delle imprese ammesse a contributo. Allora, perché provvisorio? Perché chiaramente dipende dal fatto che qualcuno poi faccia l'investimento, perché se io vengo ammesso a finanziamento ma non faccio
ma non faccio poi l'investimento, chiaramente il contributo non mi spetta. Questo elenco sulla base di cosa viene fatto? Ma è formato in ordine decrescente in base all'indice dato dal rapporto tra numero di addetti e numero di posti letto. Questi dati vengono ricavati in automatico dai dati presenti nei database della Camera di Commercio. Quindi noi non siamo noi a dare queste informazioni, ma lo fanno in automatico da soli. Quindi non possiamo intervenire in alcun modo nella creazione di questa graduatoria. Non possiamo barare e quindi in teoria le cose succedono da sole. Quello che è stato fatto in questi giorni da ABAV è stato quello di verificare quali soggetti hanno un rapporto più favorevole, ma credo che siate stati già contattati nei giorni passati da loro, quindi già lo sapete. Quindi a questo punto, fase prima prenotazione, fase seconda abbiamo la pubblicazione di questo graduatoria provvisoria. Fase 3, chi è in posizione finanziabile, d'accordo? Cioè tutte le persone, ci sono 3 milioni a disposizione per questo bando, verrà fatta una grande graduatoria, una lunga graduatoria in cui tutte le imprese sono indicate, sono poste in ordine decrescente in base al rapporto che abbiamo detto prima, quindi si andrà a scorrimento fino a che ci sono soldi e le imprese verranno finanziate. Ecco, tutte le persone finanziate, tutte le imprese ammesse a presentare la domanda di finanziamento, a questo punto dovranno fare un'ulteriore cosa. E qual è questa cosa? Sarà quella di fare effettivamente l'investimento. Quindi potranno innanzitutto compilare la presentazione della domanda di contributo, perché noi fino ad oggi diciamo solo: attenzione, sono qui, ho i requisiti, mi interessano quei 6.000 euro. Loro fanno i loro calcoli, ti dicono: bene, tra tutti quelli che hanno alzato la mano e sono interessati, voi, cioè i primi X, circa 600, avrete, no scusate, un po' meno, avrete la possibilità di presentare, no, sono 600, no, 300, era un po' meno, va bene, avete la possibilità di presentare la domanda, quindi di richiedermi i soldi. Come va fatta questa cosa? Anche in questo caso la procedura è telematica e va fatta tramite il SIU, che è il sistema informativo della regione, il sistema informativo unico della regione, perdonatemi. Ecco, qui la questione è un po' più complessa, perché cominciamo a entrare in un portale della regione che ha le sue regole di funzionamento, che ha tutte le sue interfacce, che richiede una serie di competenze anche per utilizzarlo, ma anche in questo caso noi vi saremo di supporto, nel senso che tutte queste attività verranno svolte direttamente da ABAV per il tramite dei suoi consulenti, quindi non sarà un problema fare tutti questi passaggi. Quali sono le tempistiche? Dopo torno un attimo sulle domande che mi state facendo, finisco un attimo la fase di presentazione. Quindi, quali sono le tempistiche per fare ciò? Entro il 3 novembre dobbiamo fare la nostra, dobbiamo alzare la mano e dire: a me interessa, e confermare la prenotazione. La regione farà la sua graduatoria. A questo punto potremo iniziare ad accreditarci al SIU, cioè ottenere le credenziali per lavorare sul sistema informativo unico della regione dal 23 di novembre, e dal 25 di novembre potremo iniziare a inserire le domande. Ciò significa che le graduatorie usciranno entro il 25 di novembre. A questo punto, fino a quando possiamo fare l'investimento? Iniziamo il 25 di novembre e possiamo inserire le domande fino al 23 di dicembre. Abbiamo quindi circa un mesetto. In questo mese noi dobbiamo dire cosa? Non fare l'investimento, ma dire alla regione con precisione perché e per che cosa vogliamo spendere quei 6.000 euro. Quindi oggi gli diciamo: voglio 6.000 euro. Se le cose vanno bene e ci ammettono a presentare la domanda, dal 23 di novembre al 25 di dicembre andremo a dirgli come vogliamo spenderli. Allora, di questi 6.000 ne spendo 2.000 per il sito, 3.000 per l'hardware e altri 1.000 per
il DMS, chi lo sa. D'accordo? Quindi questa è la procedura. Infine, entro quando devo fare poi l'investimento? Perché entro il 25 di dicembre io devo, scusate, il 23 di dicembre io devo fare la domanda, quindi dire alla regione come li voglio spendere, e poi avrò tempo. No, a questo punto la regione farà la graduatoria definitiva, quindi andrà a verificare che gli investimenti che abbiamo chiesto siano coerenti con il bando, e dentro il 22 di aprile ci dirà se va tutto bene, e poi abbiamo tempo fino ad agosto per fare l'investimento. Attenzione, una cosa che non ho detto ma che è importantissima: sono ammissibili anche gli investimenti già fatti a partire dal 1 marzo 2020. Temo di essere scomparso. Ok, scusate, non so se si è capito, quindi lo ripeto: sono ammissibili gli investimenti a partire dal 1 marzo 2020, quindi qualora io avessi fatto qualcosa che rientra prima, potrei eventualmente già inserirlo, o nulla vieta che io faccia tutto questo investimento, questi migliaia li spenda, a prescindere, mi interessa farlo a prescindere dall'ottenimento del finanziamento, quindi io lo faccio a dicembre il mio sito, poi va bene, farò la domanda e me li prendo lo stesso. Ma posso anche fare tutto dopo, attendere e fare l'investimento fino al 20 di agosto circa. Riprendo un attimo alcune domande. Allora, posso comprare televisori di nuova generazione per la stanza? Anche qui potenzialmente potrebbe essere un sì, se riusciamo a motivarlo all'interno di una delle categorie che abbiamo detto prima, quindi qualcosa magari di IoT, qualcosa di... vediamo in che modo si potrebbe inserire, perché non c'è una lista precisa di che cosa si può acquistare, non ti dicono puoi acquistare il tablet, puoi acquistare la TV, ma ti dicono grosso modo delle categorie. Se la finalità, se noi riusciamo a giustificare l'acquisto dei beni sulla base di quelli che sono gli investimenti ammissibili, quindi siamo giusti secondo quello che ci chiede la regione, allora potenzialmente si può acquistare un po' di tutto. Allora, unica partita IVA con due diverse strutture, due diversi, può richiedere due contributi? No, perché unica partita IVA per la regione è un unico soggetto, quindi un solo contributo. Se si presentano due domande, tengono buona solo l'ultima presentata. O la ditta conta se l'attività ricettiva esercita lo stesso luogo, anche l'attività di ristorazione può rientrare. Allora, se il codice, se ha una struttura ricettiva classificata che rientra nei parametri che abbiamo detto prima, può presentare la domanda, ovviamente solamente per l'attività ricettiva. Se un iscritto al registro delle imprese dal 2019 ha iniziato la propria... Ok, no, qui la domanda purtroppo, la risposta è no, perché l'impresa doveva essere attiva entro al 31/12/2019. Quindi io credo che per inizio dell'attività si intenda l'avvio, quindi l'avvio in Camera di Commercio. Se l'azienda non era attiva al 31/12/2019 non si può presentare la domanda. Allora, la domanda la fa ABAV, rispondo un attimo allo squero, la domanda la fa ABAV, nel senso che ci facciamo carico di tutto, dalla A alla Z, quindi non è tanto la fase iniziale, che per carità non ci vuole certo una scienza, non lo nasconde nessuno perché è piuttosto semplice, ma è la parte dopo che è molto più delicata, perché sbagliare a richiedere vuol dire perdere parte del contributo, sbagliare a rendicontare significa perdere tutto. E se uno ha dimestichezza con gli strumenti della regione, tipo il SIVO e quant'altro, magari è già accreditato, non è obbligatorio rivolgersi a qualcuno, assolutamente no, uno può fare tutto da solo, ma se uno non ha molta dimestichezza, il consiglio è fatelo attraverso ABAV, anche perché, e qui mi collego a un altro discorso, vale la pena, perché alla fin fine, proprio perché ABAV ha cercato di riunire molte strutture,
ha di fatto anche direi un potere contrattuale piuttosto elevato, quindi i fornitori a questo punto si possono contrattare dei prezzi nei quali con le scontistiche che sono state raggiunte si riesce a inserire anche il prezzo della rendicontazione, perché è ovvio che qualcuno che fa l'attività fisica di inserire, guardare le fatture, di preventivare, eccetera, chiaramente perde del tempo. Questo è un costo che però è inserito all'interno della parte finanziata. Quindi il vantaggio di farlo con questo sistema è, oltre al fatto di poter avere l'eventuale finanziamento, oltre al fatto che comunque non devo preoccuparmi sostanzialmente di nulla, c'è anche il fatto che alla fine non mi viene a costare nulla, perché grazie alle scontistiche ottenute con i numeri che ha ABAV riusciamo a farlo rientrare all'interno dei budget che abbiamo. Spero di essere stato esaustivo. Più camere. Certo, chiaramente sì, Viviana, hai colto il segno, ovviamente c'è chi più avvantaggiato, questo purtroppo sono dei dati, o più che altro sono dei dati di fatto, si può solo prenderne atto. Io ho tot posti letto con tot addetti. Giusto per una riflessione di tipo così generale, grosso modo sono più avvantaggiate le strutture più piccole che non quelle più grandi, perché il rapporto posti letto camere è sicuramente più vantaggioso in strutture piccole che non in alberghi con 200-300 stanze, che non possono avere un rapporto che non possono avere, che ne so, una persona ogni 5 camere, mentre in alcune strutture piccole si riesce ad avere. Poi sì, è ovvio che chi ha più camere, chi ha meno camere con più addetti è più avvantaggiato. Certo, la graduatoria è stata fatta in questo modo qua. Come posso entrare in contatto con voi? Beh, allora c'è il numero di telefono che scorre sul video, lo vedete in sovraimpressione. C'è poi il sito internet di ABBA in cui trovate i numeri, la mail e quant'altro, insomma ci sono tutti i classici sistemi per venire a contatto con ABBA. Infatti, scusatemi, ho già visto che aveva risposto, quindi ci siamo. Ecco, che dire altro? Vediamo se mi sono dimenticato qualcosa. Direi di no. Ecco, cosa resta da dire se non ci sono domande ulteriori, magari che ho lasciato indietro? Nei prossimi giorni verrete contattati da ABAV per la gestione appunto di questa fase di prenotazione. Ricordatevi, se dovete passare di qua, il codice fiscale dell'impresa e del titolare barra legale rappresentante. Tutte le fasi, ho già detto prima ma lo ribadisco alla fine in chiusura, che tutte le fasi per l'ottenimento del contributo verranno gestite da ABAV e tutte gratuitamente, perché appunto dovremmo riuscire, è chiaro che se uno dovremmo riuscire a gestire la cosa all'interno dei budget che la regione ha assegnato. In ogni caso, giusto per dare un ultimo input, la domanda, secondo me, questo è un parere mio che vale quello che vale, ma per quel che mi riguarda io la domanda la farei al massimo, anche se al momento non ho idea di che cosa, non ho ben chiaro che cosa posso fare. Se le cose andassero per il verso giusto e vi collocate in posizione finanziabile, allora ci si trova con chi realizza i siti, con chi dà le consulenze, con chi rendiconta e si studia la domanda nel modo migliore. Ecco, questo sicuramente è l'approccio più corretto a questo bando. Io ho più o meno concluso la presentazione, perché andare oltre, secondo me, sono informazioni anche troppo ridondanti. Avete tutte le informazioni però per fare una valutazione abbastanza precisa. Mi limito solo in chiusura a salutare e ringraziare Paolo e visto perché grazie a te. Esatto. E infine vedete Matteo tra gli altri relatori che non ha parlato oggi, ma ve lo faccio vedere perché poi seguirà assieme a noi la parte operativa, quella legata alla rendicontazione e inserimento delle domande, ed è Matteo che appunto salutiamo. Ciao Matteo.
Esatto. Buonasera a tutti. E basta, mi limito a questo. L'altro bando ancora attivo, elementi di gestione. Ok, Viviana, sì, giustamente fai una domanda corretta. C'è l'altro bando che era gemello di questo ed era legato agli interventi di sanificazione. Allora, su quello, allora, è cumulabile. La risposta è no, perché finanziano cose diverse, quindi non serve che sia cumulabile. Uno finanzia le sanificazioni, l'altro finanzia interventi di tipo digitale, quindi non sono cumulabili, ma in realtà i beni che compriamo con uno non li compriamo con l'altro. È ancora aperto, è ancora attivo? Sì, ma per pochissimo. La verità è che stanno vociferando su una possibile allungamento dei termini, quindi slitterà quasi certamente la scadenza. Vi terremo aggiornati perché anche lì ci sono alcuni aggiornamenti, ma magari faremo un apposito webinar anche per quello. Quindi nessun problema, Viviana, puoi partecipare anche a quello, ma ne parleremo in un'altra occasione. D'accordo? Vi saluto, vi ringrazio e spero di essere stato esaustivo. Dove è possibile leggere il bando? Rispondo a quest'ultima. Posso fare una domanda? Allora, dove è possibile leggere il bando? Sui siti regionali. Il bando, se digita su Google bando voucher digitale per il turismo veneto, sicuramente arriva ai siti in cui c'è il bando. Non è assolutamente difficile trovarlo. È di una ventina di pagine più poi gli allegati, ma non è impossibile da leggere. Katia, posso fare una domanda generica? Crede che l'iscrizione in Camera di Commercio possa essere necessaria? Purtroppo, Katia, i bandi per imprese, ahimè, nonostante avessero detto che i liberi professionisti, che i lavoratori autonomi erano equiparati alle imprese perché nel resto dell'Europa, insomma, sì, la domanda purtroppo è sì. In Italia questa cosa non è ancora stata recepita totalmente dell'equiparazione tra imprese e lavoratori autonomi. Chi non è iscritto in Camera di Commercio non è impresa ma è lavoratore autonomo, e per questo bando chiaramente non può partecipare, nemmeno per quello della sanificazione. Ci sono stati alcuni bandi in cui i liberi professionisti potevano partecipare, ma ancora oggi è una casistica che va valutata bando per bando. Quindi la risposta potrebbe essere sì, credo che l'iscrizione di Camera di Commercio possa essere utile per altri bandi. Non ne ho la certezza perché poi qui si naviga a vista e ogni volta bisogna leggersi il bando e capire che cosa vogliono fare. D'accordo, vi ringrazio, vi saluto e grazie a tutti. Spero di essere stato esaustivo. Alla prossima. Alla prossima.